No, I'm not a writer. Oh, venerdì 6 gennaio 2018, ci ha lasciato a casa e sono venuto qua un po' nel wild, guarda, col cagnazzo pericoloso che corre a vanvera qua e là. Sono in Brussa, veramente bello, e quindi io direi che posso iniziare questa puntata con Buongiorno Italia. Ma buongiorno un cazzo! Ma chi è? Oh, guarda chi c'è qua! Buongiorno! Ti ricordi di lei? Lei era la Francesca. Se ti sei perso la puntata, torna indietro, fai rewind, torni indietro, ti guardi la puntata della Francesca, che è una zingara che ha deciso, ha in testa Sì? di trasferirsi in camper. Sì. Allora vediamo la signorina se è preparata. Allora, Farmi un'intervista con interrogatorio ed esame. anzi no, allora invertiamo la cronologia, che mi ero più o meno preparato, cioè neanche si capisce che qua era tutta una messa in scena, No, ma che? Sembra solo parcheggiati uno dietro l'altro. Poretta sta morendo di fame, dai, che ore sono? Sì, un po' sì, tipo Sì. saranno le 10 ormai. Bene, allora siccome ci sono parecchie ragazze camperiste che vorrebbero anche loro insomma fare un po' questa tua scelta, ok. sono abbastanza anche incuriosite. In sì? ogni caso, sì. E allora vediamo nella vita di tutti i giorni adesso la zingara come non tanto il cosa, come fa da mangiare. Quindi partiamo dalla cena. Ah, ok. Via. Vuoi filmarmi mentre ceno? Mentre preparo la cena? Sì. Amy è già pronta. Cazzo fai tu là? Oh, hai cambiato casa? Amy! Che cane infingardo, porca miseria, solo perché hai trovato il camper più grande, cambi il padrone. Già Maledetta. Minchia, guarda che grande, cioè ci puoi fare le passeggiate, vedi? Cioè invece di andare, diciamo, andiamo a fare un giro, fai i giri qua, guarda che roba. Dai, giri qua. Porco cane. È tipo spaziale. Allora, luci. Accendiamo le luci, Amy. Dai, accendete le luci. Guardami, è tutta smerdata. Allora, parte 1 della di vita in camper, accendere le luci. Accendere le luci e accendere le prese. 1. Controllare la batteria, ce l'abbiamo. Ottimo. Ottimo. Quindi luce accesa qui, luce accesa là. Cosa volete mangiare? Io posso proporvi solo un riso pronto. giù. Un riso pronto perché non ho fatto in tempo a fare niente, ho lavorato. Allora, lo Alla Yuri è partito già pescatora. nutrito, perché siccome alla ragazza piacciono tanto le patatine fritte, ho voluto fare la bastardata, ho detto vado a mia nonna, mi faccio fare le patatine fritte, le racconto che ho mangiato le patatine fritte. Bastardo! Io pensavo che almeno 2 o 3 me le avessi puntate. No, sei serio, bastardo serio. Sì, a casa le patate fritte fatte a mia nonna, fatte a mano, cioè le mangio fino a che non mi viene la colpacca al fegato. Vi piacciono la mia lanternina e la mia erba finta? Che carina che è la lanternina e l'erba finta. Magari forse l'erba. Ma siamo poveri e quindi... Allora, la madame in questione, al contrario del camper zingaro, come vedi ha la sala da pranzo, no? Certo! Vedi 4 persone, c'ha 2 divanetti. No, in 10 no, scherzo. Però ci sta una Amy. Guarda come si appoggia il culo. Guarda Diciamo, che non sta sei in piedi. comoda. Sì. Per quanto riguarda la parte cena, sei comoda. Ah, sì. Non sei sacrificata, le gambe ti stanno. Sì. Io sono fuori dal cazzo, tu hai una buona luce. Cos'è che stavamo dicendo? Stavamo dicendo che il camper è figo, è grande. Forse l'ho preso anche un po' troppo grande. Però, no, in realtà, comunque non sto tardando l'entrata in camper. Io sono già dentro di testa mia. Il mio pensiero più brutto sono i gattini poverini. Cioè, io ho 2 gatti, quindi devo portare anche loro, tipo per un paio di mesi. Però mi mette un po' di angoscia perché sono abituati alla casa, sono abituati ai loro spazi, al terrazzo, tipo comunque in camper magari non riuscirei a farli uscire. E quindi intanto mi tolgo le scarpe e mi metto Il le gatto sì è ciabatte. una cosa un po' più complicata. Ci sono tanti che hanno il gatto, c'è anche il nostro amico Civico Zero che viveva col gatto in camper, che intendo. Ma 1 magari è roba, 2 già magari diventa pesantino come cosa. Ma cosa dici? Apriamo i fornelli? Apriamo i fornelli. Ecco, quindi questa è la cucina di Madame. Questa è la cucina di Madame. Allora intanto perché Madame Ecco, questo è quello che succede a riempire il frigo di birra. A riempire il frigo di birra.
Zio No, strafatone. per dire, volevo Porca- portare- che cazzo hai portato là? No, è perché a Capodanno Pensavo mi avessi... sono riempita di birre. Buono. Hai capito, Amy? Le ho incastrate tutte nel Con che camper. zette mi porti, Amy? Porca troia. Oddio. Quindi nel frigo abbiamo solo birre. Ah, buono. Per ora. Ceniamo birra, Vedi, con vedi. birra. Però ecco, fermi qua, parte 1. Il tuo frigo ora lo stai utilizzando, Sì? però solo come contenitore, giusto? Sì, perfetto. Quindi racconta un po' alle signorine che non sanno come funzionano i frighi nel camper. Beh, allora vanno ad elettricità e gas, quindi bisogna accendere la spina elettrica e la batteria e poi quello che è il gas. Ora noi non lo facciamo perché comunque... Quindi noi, cioè io adesso non lo utilizzo perché è un po' uno spreco di appunto elettricità e gas, dal momento che comunque ho solo birre dentro e fuori fa freddo, quindi fondamentalmente non ci serve a nulla. Mi permetto di intromettermi un attimo, una piccola precisazione. Cosa vuoi? No, per te. Prima di sera mi incula, Cosa? No, per le signorine che non sanno, cioè a corrente però o in corsa col 12 Sì. volt, altrimenti da fermi, tipo io e te adesso che siamo nel wild, Sì? non possiamo perché dovremmo avere una colonnina. Ah, ok, no. Quindi è o le prese industriali delle aree sosta, piuttosto che come vado io ai distributori a inculargli la corrente. Intanto io apro le birre. Oppure niente, insomma a gas sostanzialmente. A Cioè gas. tu questa sera, se fossi stata diciamo con la roba in frigo, roba che si rovinava e cici e coccocci, Sì. no? Alla zingaritudine. Alla singratudine. Singratudine. Lo avrebbe attaccato a gas. Mm. Sì, sembrano dettagli, no, per noi, però perché per chi non sa dice come cazzo faccio, no? Hai capito? È vero, è vero. Beh, anch'io un po' sto ancora dicendo come cazzo faccio, perché alcune cose non le so. E le impariamo Però man mano. Le impariamo man mano. Bene, adesso io farei una cosa carina, anche se lei sta morendo di fame e giuro veramente ora delle mezzanotte mi manda a fanculo, ma Sì. fanculo forte. Io adesso gli chiederei Fornelli, se intanto. ci mostra come funziona il frigo. L'hai mai acceso? No. Allora facciamo la prima volta Dai. che accendi il frigo. Facciamo Yeah. la prima volta che accendo il frigo. Vieni GoPro, vieni. Ti prendo in mano così, no, non avere il mal di mare, no, ho la mano ferma, vai tranquillo. Allora, per esempio, Mm. fammi vedere. Allora, Dunque. in teoria funziona così. Ah cazzo, io questo non lo conosco. Ah, neanche io. No, quello è il 220. Ok. Non toccarlo e neanche quello al 12 volt. Questo? Allora, quello è, Questo è il gas. quello è il gas. Però aspetta. Io devo aprire qua. Io spegnerei questo. Aspetta. Allora, il mio è il bottoncino, probabilmente il tuo è in automatico. Tu vedi la fiammella del gas? Qui. No, a te, aspetta, sposta la gambina. Vabbè, novantizzati, però, ok. Allora, i frighi, per chi non lo sa, dovrebbero avere una finestrella, magari i frighi normali non hanno 50.000 litri di birre, voglio dire, però... Beh, potrei buttarne un po' qua dentro, tipo così Sì. non sembra veramente un'alcolizzata. Un'alcolizzata, sì, perché dopo dicono, cazzo, vabbè un canale scurrile, vabbè un canale veneto, ma anche un canale alcolizzato, cazzo. Con gente Hai capito? alcolizzata. Allora, sì, io non la vedo però, questo pezzo Vuoi non che è sia normale sotto? che stia qui perché si è staccato, Va- perché la vabbè, Ben... ma sto guardando la fiammella perché lì c'è un coso, o forse non ha Ma lo forse blocco non la si vede fiammella. la fiammella perché io faccio così. E accendi, sicura? Proviamo? Non provatelo da casa. Non provatelo da casa. Tipo che esplodiamo. No, in teoria dovrebbe fare un sciopettino, ma non succede niente. Forse- No, quello no, è della corrente, quello non c'entra, solo la parte destra. Ok, quindi inizieremo a rompere le palle su camperisti italiani piuttosto che su altri gruppi, insomma questo è come si accende il frigo. No, dai, ci sarà. Sono molto d'aiuto io. Sì, veramente d'aiuto. Aspetta, forse Amy lo sa. Amy, non andare in cazzo è? frigo. Cavo. Però mi sembra il cavo del gas. Ma va. Vedere come finisce. No, un cavo della corrente. Ah, ok. E che cazzo serve? Perché è lì così? Boh, sarà attaccato a una lucetta. che Amy, invece era- accendi Amy, il frigo, vai fuori dai. dal pisello. No, accendi il frigo. Fai qualcosa. Ah. Cosa dici? È acceso? Boh. Allora io... Cioè, secondo me era acqua. premuto così. Però non vedo fiammelle.
Cioè dovrebbe esserci una finestrella con la fiammella che fa rima. Vuoi che sia qua dietro? Dietro quest'altro quintale. Non vedo finestrelle con le fiammelle. Tu vedi finestrelle con le fiammelle? Non pensavo ci fosse una finestrella con la fiammella, sinceramente. No, in quello mio vecchio c'era tipo. Quelli nuovi qua probabilmente no. Ma dici che è così nuovo? Bah, non so. Sì? Aspetta, dai. Io l'ho aperto perché? Mi si era addormentato il cane. Sì, ho addormentato così appoggiato. In piedi. Allora, io ho aperto il gas del frigo. Aspetta che non so. Scarichi la testolina? No, quello del boiler. E il boiler non ci serve. Vedi, questi sono i problemi che io dicevo. Vabbè, prima o dopo saprò come utilizzare questo frigo. Niente, alla fine abbiamo detto, boh, Utilizziamo il freddo naturale per, Esatto. per raffreddare le cose. No, dai, le birre sono già abbastanza fredde, quindi ci sta. Abbiamo solo quelle in frigo. Sei sicuro di non volere un po' di risotto alla pescatora? io ho mangiato come una uia. Ma però 2 patatine, cazzo, me le dovevi portare, sei proprio un amico di merda. Cioè, come si fa? Andiamo nel wild, facciamo qua, facciamo Se là. non è solo un quintale, cazzo. C'ho ancora quella panza che mi tira. E le patatine è una roba assai. A parte che vabbè, mi faceva brutto quello che ti portavo, gli avanzi. Ma come gli avanzi? Cioè, nel senso. 2 o 3 patatine, guarda che ho lasciato la roba nell'altra casa, incredibile, per mescolare. Quindi non ho neanche l'acqua per lavarmi le mani, cose del genere. Buono che non hai i piatti. E quindi? E quindi? Ci pensa lo Yuri. Meno male che ce l'ho Yuri. Io ho i Devo piatti farmi di carta. una Perché? lista. Perché i piatti di carta? Che secondo te? Cioè, spiega. Perché secondo me non vuoi sprecare l'acqua per lavarli. È quello, cioè uno. Cioè il problema. Diciamo Il problema. Gli unici pensierini che puoi avere in camper, come già dicevamo, e te lo sta confermando la signorina qui presente, sono l'acqua in primis e seconda cosa la corrente, no? Tu mi dicevi se eri rimasta anche un po' a piedini con la corrente. No, è che l'altro giorno... Grazie. Sei sicuro che non mangi tu? No, cioè sì che no. Sì che no. No, l'altro giorno faccio tipo per passare l'aspirapolvere e... Uno se rompe il cazzo. Cosa? Ecco, questa è una cosa che io sono sicuro interesserà soprattutto le donne, l'aspirapolvere. Parlaci dell'aspirapolvere. Parlaci dell'aspirapolvere che non sono riuscita a far funzionare, però... Ma cosa significa? non so se sia... adesso ti faccio vedere, guarda, butto giù il riso perché ho veramente fame e comunque dopo ho una sorpresa per tutti e due, dopo che ho mangiato. Devo spegnere la GoPro? No! No, ho portato una cosa buona da mangiare, da condividere. Io obesi, Eh? Queste donne qua ci nutrono sempre. Ovvio. Si vedono deperiti. Beh no, dai. Allora, la mia aspirapolvere che ora vi presento. Allora, questa è la favolosa borsetta porta aspirapolvere. Buono. Mini aspirapolvere, non ha niente a che fare col folletto, ovviamente. Mi mancherà il folletto. Però questo piccolo amichetto qua, che ha un 12 metri di prolunga, quindi è molto comodo per il camper, ti fa sia da aspiratore nei posti piccoli e poi tipo adesso sembra che sto facendo sponsorizzazione all'oggetto. Vabbè, poi ci Me lo sono vendo per solo 10.000 lire! 10.000 lire. Boh, a Cosa tutti chi era? Smile, là? No, quello era quello di colpo siamo di grosso. 2 epoche diverse, Sì, ricordatelo. sì. Non lo so, vabbè, poi a Quanti tutti ne hai te? 26. Ah, Scopriamo gli altarini. Perché? no così. Tu quanti ne hai? 30. 24 ne ho io dentro. Sì, anch'io 21 e mezzo dentro. Ah, sì? Metto il mezzo giusto per non tirarmela troppo. Ah, dai. Vabbè, insomma, questa cazzo di aspirapolvere adesso io non capisco se sia un problema mio che non riesco a farla funzionare in camper o che sia un problema dell'attrezzo suo, ma non va. O ciuccia troppo e l'inverter non è sufficiente. No, L'hai provata a casa? all'inverter non l'ho attaccato, ho provato ad attaccarla alle spine. Quella so che non va. Ne ho una qua sopra e dentro l'armadio. A casa l'hai provato? No. No. Proviamo dopo da me, dai. Ma boh, se vuoi riproviamo. Cioè, così dovrebbe andare la corrente, no? Non ho niente da attaccarci. No, aspetta, ce l'ho qua dentro. Ho 2 prese qua dentro, comode. Sì, ma devi accendere l'inverter per far andare le prese.
Ma l'inverter non devo accenderlo solo per usare la corrente del fotovoltaico? No, questa è anche interessante. Sì, vai. Allora, l'inverter, spiegazione per le signorine, Ok. è quella cosa che ti permette di dare la corrente alle prese come quelle di casa, tipo quella che hai lì. Quindi se io non accendo il cazzo di inverter, le Quella cazzo di presa non prese funziona. non vanno. Sì, quel cazzo del cazzo del cazzo. Ma sei sicuro Cazzo, che hai detto più l'inverter... cazzi tu che un andrologo, là come si chiama? Ma sei sicuro di questa cosa? E cazzo, se sì. l'inverter fa tipo beep 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 In accensione o sempre? in accensione? Beh, è normale, tipo il mio fa il fischietto. Dipende da che inverter è. Te lo faccio vedere. Oh. Mentre si cucina, senti che profumo di pescetto, lo senti? Aspetta che mescolo un attimo. Ho veramente strafame. E anche un po' di caldo comunque. Grazie a Yuri per il mestolo. Cioè comunque a volte, spesso, tipo i fornelli del camper mi cucinano più velocemente di quelli di casa. Io il fritto non ho provato. Non hai ancora fritto in camper? No. E che curiosiamo dentro. Aspetta, che ci sono cose. No, fondamentalmente la Ok. maggior parte delle cose è vuoto. È ancora vuoto, sì. Sì, ti ho detto... Cazzo, ma riempilo, ma trasferisciti. Sì, ma Ciccio, ti ho detto che zingarizzati. costa, cioè nel senso, Cosa? allora la roba che io ho a casa è roba che dovrò dividere con la persona con cui vivevo prima, quindi piano piano devo comprarmi le cose, però costa perché quelle cose di casa Cioè, no. ti dividi le forchette? Quindi questo è la nostra surprise per dopo, che ormai era qua fuori, quindi te la faccio vedere. No, ti faccio vedere l'inverter nascosto qua. Questo è il mio lettone Oh, vediamo il lettone della zingara. che adesso vi faccio vedere perché Il lettone. ho, Non com- guardare il culo, non guardare il culo. ho comprato le lenzuoline nuove, guardale che carine, Vai là. con gli alberelli e il piumone nuovo. Non l'ha montato. No, Dov'è li che ho, le prese? le ho prese oggi. Ah, no, ok, te lo perdono. Perché avevo ancora la copertina, il magnifico scaldapiedi Bellissimo. che dovrò attaccare qua in qualche modo per poi riutilizzare, che ha ancora l'etichetta perché è il regalo di Natale di un amico, e ho ancora il sacco a pelo su e un coso triste. E cosa volevo fare? Ah, farti vedere il lettino, però ti faccio vedere l'inverter. Ah. Cazzo, che razza io blocca la zina qua. Porca Vuoi che lo troia. apriamo? Sì. Ma ci entra freddo, no? Vero? No. Aspetta Perché perché... un po' l'aria. Lei mi ha aperto? No. Che c'ho? Dai, non dirmi. No, piano, dall'altra parte. Oh. Oh. Oh, mi sto emozionando. Oh my god. Si apre? Eh sì, eh. Certo. Che storiazza. Quasi a 90 gradi puoi tirarlo. Se ovviamente in corsa devi stare attenta a avercelo chiuso. Guarda che Non carino. troppo aperto. Sì, Qui c'è guarda le che stelle. lucette. Che robe. Eh? Poi la signorina un giorno con calma metterà le lucette a LED. Allora, lì le ho già messe. Queste due qua, centrali. Piano piano, queste sono già a LED. Devo solo cambiare queste dell'oblò. L'inverter. Ce l'abbiamo qui. Mi facciamo vedere l'inverter ai nostri amici, va? Si apre qui. A parte il cimice spiaccicato. Ma te l'hanno nascosto. Sì. E io faccio così. No. 300. 300 watt questo? Forse per quello che non ti va l'aspirapolvere. Vabbè, comunque adesso che è acceso, prova l'aspirapolvere. Vediamo. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Dove cazzo l'ho messa? Qua. È grande, Il camper? Sì. Sì, non sono abituato allo spazio. Subito da Ma quella so che non funziona di suo. Aspetta che apriamo quelle dell'armadio. Perché appoggio il mio alcol. Grazie. Proprio passo per alcolizzato. Ma va. Mi vedono sempre con l'alcol. No. Proviamo dopo da me, magari è quello. Chi è Amy? Chi è Amy? Tu sei Amy? Vuoi andare a sederti lì per caso? Sì. Tendine, luci. Sto cucinando birrozze
E lui è Yuri. Ciao Yuri! Ciao! Stufetta accesa. Dai, 24 anni dentro li senti tutti, però quelli fuori insomma anche loro dicono Fa freddo? dicono la sua, no, il fatto di... No, ma sbatti. Vai di cattivaria. È che mi dispiace sbatterti. Ciambellona. È veramente buona. Guarda, già ho 4 cagate messe lì E ti senti... e mi Senti sento. Atom. Sì, beh, Hai guarda, ho lasciato il te. cambio aperto. Sì. Boh. No, sì, perché così non fa. Ho un fottio di tè, dopo se vuoi, tutto il tè che vuoi, candeline profumate, candeline con porta incenso, poi accendiamo Hai fatto il l'incensino. camper da pincio, cioè candeline, alcol. Da pincio! Sì, qui abbiamo l'erbetta, il porta incenso. Guarda che cosa carina! No, Sei ecco, contenta, amore? festeggiamo, Sei festeggiamo il contenta, camper. amore? Dimmela, ma non cosa di più. Guarda la zia cosa fa, perché la zia ti vuole bene. Cosa fa? Guarda! Io faccio gli effetti speciali. Che effetti speciali fai? Fumo. No, ma se vuoi. No, aspetta. La zia ti mette il suo sacco a pelo. Guarda Amy. Tutto per la Amy qui. Io addirittura. Sì. Ti piace l'idea, lo sapevo che ti piaceva l'idea di avere un posticino. Incastriamolo. No, io lo incastro, tu lo disincastri. Com'è sta storia? Aspetta, qui ci sono i miei vestiti. Dai, fai la brava, fai la signorina anche tu. No, scaviamo, facciamo un casino. Questi li mettiamo qua. Vieni giù allora, dai. No, ma lasciala. Non ci vuole stare? Non ci vuole stare? Lì che ti controlla. Sta facendo bene, cosa dici? La mia birrozza? Ah. Che non iniziamo a perdere l'alcol. Ho fame! Ma sai che oggi poi non ho mangiato un cazzo? Perché ho lavorato troppo. Troppo. Ho lavorato. Ah, anche il bagnetto ce l'ho tutto sistemato, eh? Più o meno. Sì, dopo ti faccio vedere. Se vuoi sì, però. Entriamo così nella tua intimità. Dopo, dai. Cosa fai con quella codina e quella faccia? Ah! Vuoi che ti mangio? Hai sentito il cibo. Fai la faccia da gatto di Shrek. Vai. Ce l'ha già. Eccola là. Ecco Ecco, così. orecchie abbassate. Eccola lì. Bocca morbida. Oh amore, vuoi cibo? No! Fai la puttanella, guarda che faccia che hai! Non ti muovi neanche più! Però se lo sapevo io mangiavo e poi arrivavo, o se sapevo che tu avevi già mangiato, io ne ho portate 2 per mangiare tutti e 2. Ti faccio la compagnia. È O crudo. fai finta che anch'io mangio. Poi io mi ubriaco facilmente, mi hai dato mezzo litro di birra. Oh, ti ubriachi facilmente? Guarda, trovi? Sto tardando l'entrata in camper, parlando tra di noi, perché appunto devo recuperarmi tutto quello che è necessario in una casa fondamentalmente, perché tutto quello che ho di là non è mio e quindi devo spendere dei soldi, comprarmi le posate e poi sono una che va molto a sentire, tipo oggi ho trovato quelle lenzuola e quel copriletto e ho deciso che erano le lenzuola e il copriletto per il mio lettone che fino adesso non avevo e dormivo con il sacco a pelo lì, no? Perché non mi andava tipo di spenderci soldi sopra ancora, poi devo capire bene ancora cosa mi serve, tipo vedi i piatti, sono andata in montagna con altri 2 amici e non ho portato via i piatti, quindi lo sapevo già in realtà che ero senza piatti, però tipo adesso non ci ho pensato. Comunque voglio portarlo a far vedere il camper, a farlo controllare in ogni minimo dettaglio perché vado in ansia di ogni cosa e quindi tipo adesso appena finiscono le feste l'avrei già portato l'altro giorno perché mi si è poi rotta la quinta marcia, no? Quindi
Siamo venuti a velocità Yuri. A velocità 45 allora. No, ma Yuri puoi andare anche fino ai 60. Sì, ok. 45. 48. Dai, sono arrivato a 48. Sì, ma calcola che io devo mantenere la distanza di sicurezza, Ah, ok. quindi... Ho anche la borsetta dell'acqua calda, guarda. Dai, Se dovessi avere dei problemi. quel pinguino. Sì, quella la metti in ammollo in acqua, la fai bollire e poi si scalda tipo. Sbam sbam. Tum. No amore, Brava, vuoi un po' di bussati il pescetto camper. per caso? Bussati il camper. Chiudiamo qua, è freddo. No, hai visto bene. Poi è figata qui in cucina perché ho la finestra scorrevole, non ho quella... Ho la finestrella che si apre così, quindi posso tenerla aperta quando cazzo voglio. Sì, c'ho anch'io sulla cucina. Bene, dai. Invece non tutti i camper ce l'hanno. Ho saputo. Io direi, Emmy, lasciamo mangiare la signorina, ci aggiorniamo dopo. Tanto abbiamo visto la parte della cena. Se ci siamo dimenticati qualcosa vuol dire che ce la siamo dimenticati e basta. Sì. Eventualmente ce la dimenticheremo anche dopo. Quindi Esatto, a quindi posto. a dopo. Ciao.